Buonasera, siamo ad Oca Marina, in frazione appunto di Taglio di Po. Ho il piacere di essere con il sindaco Laila Marangoni, con l'assessore Matteo Sacchetto e l'assessore Bovolenta. Allora, che dire, perché siamo qua? Perché c'è un problema. Viene chiusa la scuola materna. Avete avuto un incontro con i genitori. Innanzitutto, perché viene chiusa? Allora, buonasera. Sì, siamo qua nella palestra e abbiamo voluto incontrare per la seconda volta i genitori dei bimbi della scuola materna. La scuola materna purtroppo i bambini iscritti sono meno di 10, di conseguenza 10 era il numero minimo per poter il provveditorato autorizzare l'apertura dell'istituto, e di conseguenza a malincuore non siamo riusciti, in quanto sembrava fossero 7, invece questa sera che c'erano le iscrizioni così da prendere, ne sono rimasti solamente 3, perché gli altri hanno deciso di andare a Donzella, Portotolli, insomma, essendo più vicini, più comodi, anche se in effetti la comodità da parte del comune di Taglio di Po c'era lo stesso, perché c'è il pulmino che passa davanti alla casa dei bimbi per prenderli, perciò non dovevano neppure scomodarsi per andare in un punto di ritrovo magari più lontano. Però questo non è stato sufficiente. Sì, lei sottolineava nell'incontro che io ho seguito che non è cioè una decisione vostra, il provveditorato agli studi che ha questi parametri, questi protocolli, che sotto i 10 bambini non si può tenere aperta una scuola. Ma c'erano 10 bambini qua a Oca, o non ci sono perché hanno scelto altre scuole, in particolar modo Portotolli e Donzella? A quanto mi hanno detto dagli uffici, 10 bambini c'erano e hanno scelto di altre strade, che noi non mettiamo appunto in discussione, perché i genitori sono liberi di scegliere dove portare i loro figli. È un peccato perché viene a limitarsi il numero e di conseguenza, non essendoci il numero completo, sicuramente crea problemi per invece i bambini che hanno deciso di rimanere a Oca. Sempre in questo incontro diceva appunto il sindaco che siete riusciti in ogni caso a trovare delle risorse per un accompagnatore, che nel primo incontro non avevate questa opportunità, con una spesa di 400 euro circa mese che poi garantirà il comune, e questo come l'hanno recepito Allora, famiglie? resta sempre il problema di reperire innanzitutto l'accompagnatore, perché questo deve essere un soggetto che per una questione logistica deve partire da Oca per poi ritornare sempre qui, quindi deve essere necessariamente una persona da Oca. E il contributo è stato trovato da parte del comune, quindi l'amministrazione quello che poteva fare anche dal punto di vista economico l'ha fatto. E come è stato recepito? Comunque il problema resta sempre di trovare questo soggetto idoneo per questo compito. Oltretutto, oltre al fatto di fornire il contributo di 400 euro, l'amministrazione si sopporta anche il costo dell'assicurazione, quindi non ci sarebbe nessun tipo di responsabilità né dal punto di vista della persona, quindi dell'incolumità, sia dal punto di vista economico, per cui resta solo esclusivamente il problema di trovare e identificare questa persona. Ecco, il sindaco tra l'altro ha dato alle famiglie il suo numero di telefono per qualsiasi tipo di richiesta, però sottolineava il fatto che effettivamente aver scelto da parte delle famiglie di portare i bambini nell'altro comune ha penalizzato questi, quindi è proprio un boomerang per quanto riguarda le famiglie aver fatto questa scelta, o sbaglio? Abbastanza, perché comunque il fatto di non riuscire a mantenere il numero necessario per aprire la scuola ha fatto sì che poi questa cosa tornasse a scapito di quelle persone che invece volevano mantenere i bambini su Oca. Però d'altro canto non possiamo permetterci di contestare la scelta assolutamente libera e da rispettare di queste persone, ma la realtà dei fatti resta questa, che comunque la scuola di Oca non riesce ad aprire per una questione poi di numeri. Ecco, tra gli altri problemi, sindaco, è che quest'anno, sempre per questione di numeri, non abbiamo i 600 bambini per avere il dirigente scolastico, che l'anno scorso c'era, e avremo un reggente. Questo cosa comporterà dal punto di vista di problemi per la gestione del nostro comprensivo? Allora, è un problema anche di rapporti, perché sicuramente un reggente che proviene
vuol dire che proviene da un altro istituto, da un'altra scuola, sarà presente magari un giorno o due alla settimana, mentre averne uno sempre a disposizione per poter confrontarsi, anche gli insegnanti stessi o il personale, è tutt'altra cosa, cioè è sicuramente immediata la cosa ed è più tranquilla, ma sicuramente qualcosa che ci penalizza. Io purtroppo ho parlato anche in regione e c'è questo limite che è per legge di 600 bambini per avere un istituto comprensivo, mentre noi siamo andati sotto a questo numero e di conseguenza quello che conta sono sempre i numeri. Non c'è stato niente da fare, non si è potuto assolutamente fare nulla e adesso stiamo anche aspettando per capire. Io vi ringrazio. L'ultima domanda: Grazie. lei ha lasciato ai genitori che decidono di portare a Taglio di Po un modulo, devono Sì. compilarlo entro quanto? Allora, quelli sono i moduli sia per l'iscrizione per il trasporto che per la mensa dell'asilo e devono compilarli entro il giorno 26, compilato e portato o in comune all'ufficio 26 appunto agosto. competenza, 26 agosto hanno solamente altri Oh, 2 ok. giorni, oppure mandarlo per mail. Noi comunque domani mattina informeremo già l'istituto comprensivo e la dirigente che i bambini purtroppo sono solamente 3.